appunto lei voleva parlare della certificazione degli edifici, che è una delle nuove frontiere. Ovviamente è finito, diciamo, un'era, adesso se ne apre un'altra. Sì, sì, indubbio. Forse parlando di certificazione bisognerebbe essere un po' più chiari, perché la certificazione non dovrebbe essere il fine nel mezzo, tutto sommato. Perché? Il fine qual è? Il fine sarebbe di creare prodotto che sia referenziato, tutto sommato, che dia qualifica a chi lo fa, qualifica a chi lo possiede e chi lo acquista, e che dia la possibilità di avere un valore anche in futuro. Questa è la certificazione fra parentesi, tutto sommato. Quindi effettivamente c'è questo passaggio di consegne del fabbricato, dal fabbricato fatto per l'investimento al fabbricato fatto per il vivere dentro il fabbricato, tutto sommato. Quindi la certificazione diventa uno strumento che porta ad essere sicuri che il bene che si acquista o si costruisce abbia un valore ora, domani e dopodomani, abbia un comfort abitativo anche che sia adatto a chi poi ci abiterà all'interno. Quindi la certificazione mera a se stessa, come va diffusa, perché è obbligatoria dal notaio, perché non è obbligatoria, questa bisogna un po' tralasciare, questo tipo di certificazione. Perché effettivamente noi quando acquistiamo anche un bene da 100 euro vogliamo che ci sia dietro qualcuno che lo certifica, qualcuno che ci assicura che il nostro investimento è stato giusto e comunque è remunerativo. Nell'edificio invece finora bastava costruire, bastava immettere nel mercato capitale, che poteva essere anche fondo di investimento per altri tipi di spesa come garanzia. Ora questo non esiste più. Quindi la nuova frontiera dell'edilizia sarà il manufatto fatto bene e a giusto prezzo e che abbia un target abitativo che sia comune e abbordabile. Perché ora non è più la banca che finanzia l'edificio, ma è colui che costruisce l'edificio che si propone con un edificio verso la banca. Cioè, fino a tale prezzo io riesco a finanziarti, quindi se tu esci da questo budget non puoi più costruire o non riuscirai a farti l'edificio. Ci sono progetti in atto in tal senso anche su certe province, diciamo che i target devono essere ben definiti in futuro. Quindi certificazione dell'edificio in qualsiasi caso, cioè non significa io pago poco o ho un target più basso, non ho diritto a un edificio che sia performante fino al minimo indispensabile o comunque commerciale. Quello deve essere sempre garantito, però devo dare la possibilità a chiunque di beneficiare di questa classe A, di questo risparmio energetico, di questa ecosostenibilità, e gran parte del lavoro dovrà essere fatto da noi, tutto sommato, perché ormai la stagnazione dell'immobiliare la si conosce, l'invenduto lo si conosce. Qualcuno dice che tutto quello che vediamo che è stato eretto negli ultimi anni sino ad ora cambierà solo di forma, ma non aumenterà e diminuirà, perché infatti anche la regione che vuole porgersi verso la politica dell'impatto zero, cioè per costruire un metro cubo ne demoliamo un altro, cioè effettivamente rivedremo lo stesso volume, però rifatto magari in un'altra maniera, magari più performante, magari diversa architettonicamente e comunque più adatta al nuovo sistema. Cosa state facendo come categoria per sensibilizzare gli associati e qual è il grado di consapevolezza di questa nuova era nella quale state entrando in modo prepotente? Certo, come categoria è stata fatta un'iniziativa regionale anche finanziata dall'Icassa, è stato creato un libro apposito per riqualificare la produttività e la professionalità veneta, cioè gli edifici che noi vediamo praticamente sono stati creati dalla tradizione veneta. E quindi è stato creato un libro apposito tramite anche il CRACA, il Centro Regionale di Assistenza alla Cooperazione Artigiana, e anche a parte dagli imprenditori che hanno aderito a questo progetto, è stato creato un libro che descrive come rivalutare quello che siamo capaci di fare. Perché noi viviamo nel Veneto e abbiamo professionalità venete che forse dovrebbero essere riqualificate. Parlando di innovazione, l'innovazione nel mio mondo l'innovazione è vista molto lontana, sinceramente, da gran parte degli artigiani. Perché? Perché sembra una cosa virtuale, sembra una cosa che non ci tocca, e invece non è così. Logicamente, pari pari, fianco a fianco, bisognerà far capire a tutti gli imprenditori artigiani che l'innovazione immessa nella tradizione porta solo vantaggi. Questo è indubbio. Non può passare come una scopa e buttare via tutta la tradizione che abbiamo alle spalle, perché l'innovazione deve essere qualcosa di nuovo. Forse si sbaglia anche molte volte il termine. Quindi, convinti di questo, si può intercedere tra la nuova epoca dell'edilizia innovativa e anche tutto
sommato informatizzata, perché è molto caratteristico vedere l'iPad nella borsa dei chiodi, generalmente. Effettivamente è così, però bisogna vedere in che misura può intervenire, perché qui si parla di informazione, ma potrebbe essere anche evoluta la nuova tecnica innovativa portata nella tradizione. E qual è, mi scusi, l'atteggiamento poi della cliente finale, cioè del mercato? Perché oggettivamente poi ovviamente la necessità di certificazione, ci sono dei protocolli che costano, sì. Non è un periodo in cui magari il mercato... No, ma lei forse si riferisce a certificazioni un po' volontarie, magari di altri paesi, di altre regioni. No? Di altre regioni. Noi ci combattiamo questi, noi vogliamo la nostra certificazione veneta, tutto sommato. No, ma il cliente diventa sempre più esigente e tramite l'informatizzazione e anche tramite il web riesce ad essere molto avanti. Quindi diciamo che per l'artigianato, anche nell'edilizia, ci sarà la sfida di capire e di essere all'avanguardia, perché tutto sommato ora è il cliente che detta le regole e riesce a settorializzare anche tutto il mercato, cioè sei capace di sopperire alle mie esigenze, se non sei capace mi sposto da un'altra parte. E anche nei professionisti sta succedendo questo. Cioè non è più facile, non è più l'offerta volta alla domanda, ma è la domanda che pretende. Quindi la specializzazione, e il nostro intento sarà sempre più evoluto in tal merito, è di specializzare gli imprenditori, anche nel sapersi vendere giustamente e nel sapersi proporre con le proprie professionalità.